In una prima fase la situazione climatica ha reso impossibile il decollo degli elicotteri. Dopo l'allarme lanciato sono partite immediatamente le squadre di soccorso a piedi da San Vito di Cadore, Cortina, Selva Alleghe e Livinallongo. Un'operazione altamente pericolosa e difficile. 3 persone erano state travolte e di minuti fondamentali. 40 gli uomini intervenuti sul posto assieme a soccorso alpino della Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco e le unità cinofile. Nel frattempo una schiarita del tempo ha consentito all'elicottero del SUEM di Cadore di raggiungere il luogo dell'evento e iniziare le prime operazioni di soccorso, seguito poi dall'elicottero convenzionato con il soccorso alpino dell'Air Service Center e poi l'arrivo anche dell'elicottero del SUEM 118 di Treviso, Leone 1, che ha eseguito il soccorso sulla seconda ferita. Dopo aver individuato e localizzato gli sci alpinisti, è iniziata la difficile operazione di scavo per estrarre le persone. Ci sono stati 3 travolti, uno semitravolto che è stato subito estratto, gli altri 2 erano a una profondità molto considerevole, uno si parla di 2 metri e l'altra quasi 4 metri di profondità. Fondamentale anche l'utilizzo delle unità cinofile. Il cane assieme alla ricerca ARVA e poi al sondaggio sono quelli che hanno consentito di localizzare la ragazza che era alla profondità maggiore per poterla estrarre dalla neve, insomma. Bisogna controllare i bollettini prima di avventurarsi, spiega l'assessore regionale alla protezione civile Bottaccin. In questo periodo il rischio valanghe incombe e quindi è bene evitare di esporsi inutilmente a questo rischio. Uso questo, spesso si sente usare il termine la montagna è matrigna, in realtà la montagna non è né buona né cattiva, la montagna presenta dei rischi come qualsiasi altro elemento presente in natura, l'importante è approcciarsi nella maniera corretta. Bisogna evitare di esporsi al rischio perché si mette in pericolo la propria incolumità e quella dei soccorritori.